Sono durate tutta la notte e gran parte della mattinata le operazioni di spegnimento del vasto rogo che ha interessato un fianco del Monte Solone in località Luvignano a Torreglia. I vigili del fuoco hanno terminato lo spegnimento degli ultimi focolai rimasti, che sono stati tutti circoscritti. Oltre ai camion con le pompe è in funzione ancora l'elicottero dei pompieri che sorvola l'intera area. Sul posto anche i carabinieri e il nucleo della forestale che sta indagando e cercando di ricostruire le cause del rogo divampato in prossimità della strada, ma che si è esteso in poco tempo a causa del vento anche al bosco. Via Vallarega al momento è ancora chiusa, le abitazioni circostanti non sono state evacuate e non risultano feriti.